Entra nel vivo il 48esimo convegno di studi pirandelliani. Alla Pala Congressi di Agrigento circa 900 partecipanti tra studenti e docenti provenienti da tutta Italia e relatori di fama internazionale si confrontano sul tema quel che il cinema deve a Pirandello. Quali sono i debiti di Pirandello verso il cinema? I debiti di Pirandello verso il cinema sono innanzitutto il fatto di aver scritto forse uno dei suoi saggi fondamentali, quello, una parola un po' bruttina, si chiama la cinemelografia, ma che ha dato spunto per la realizzazione di tanti cartoni animati. Per esempio non ci sarebbe stato Fantasia di Walt Disney se non ci fosse stato prima il saggio di Pirandello. Quindi Pirandello ha dato moltissimo al cinema, più di quanto si creda o si pensi. Sono stata fra i relatori, non è la prima volta che ho il piacere di intervenire in questi convegni che hanno un livello straordinario e che sono 48 alle nostre spalle, fanno pure paura, e che incredibilmente fanno comprendere come ci sia un piccolo tassello magari nell'opera pirandelliana che ci è sfuggito oppure di cui possiamo fare nuovamente uso. In questo quello io ho chiamato la mia relazione l'occhio magico di Pirandello nel cinema di oggi è perché appunto dei registi, una giovane collega ha parlato di Piccioni, io ho parlato di Salvatore, quindi i registi che conosciamo e che i ragazzi conoscono, che hanno in loro introiettato e fatto uso in fondo della relazione pirandelliana. L'evento culturale si svolgerà fino a giovedì prossimo 8 dicembre con la consegna dei premi Pirandello 2011 per le varie categorie e la rappresentazione teatrale della commedia di Pirandello Il berretto a sonagli. Soddisfatto l'organizzatore del convegno, il professor Enzo Lauretta, presidente del Centro Nazionale Studi Pirandelliani. Più volte ci siamo occupati dei rapporti tra Pirandello e il cinema e Pirandello in 2 convegni precedenti in cui abbiamo stabilito le basi di questo mutuo rapporto. Ora il problema è un altro, ora si tratta in questo convegno di vedere quali influenze, quali suggestioni l'opera di Pirandello, la sua ideologia, i suoi rapporti col cinema hanno lasciato nel cinema del mondo. Quindi passiamo in rassegna i più grandi registi del mondo per vedere cosa c'è del Pirandello in loro. Già i giovani, con le loro tesine e i loro interventi, hanno dimostrato abbondantemente un'attenzione su questo problema e si sono anche documentati. Noi abbiamo pubblicato già il testo con tutte le relazioni e le comunicazioni. Un convegno vivo, un convegno moderno, al passo con il tempo e con la problematica del nostro tempo. Anche domani, mercoledì 7 dicembre, sia al mattino che al pomeriggio, si svolgeranno le relazioni dei docenti incentrate sul rapporto tra il cinema ed il drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello. Dopo il pranzo, i ragazzi e i docenti delle scuole partecipanti visiteranno la Valle dei Templi, il Museo Archeologico San Nicola, la casa natale e la tomba di Luigi Pirandello.